La Polizia di Stato di Agrigento continua nella sua costante attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Durante la notte i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Licata, su disposizione del questore Tommaso Palumbo, hanno effettuato un servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel territorio di Licata, sottoponendo a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo un uomo e una donna di origine proprio di Licata. La coppia sin da subito ha mostrato segni di agitazione, nervosismo, tanto da indurre gli agenti a effettuare un'accurata perquisizione del veicolo all'interno del commissariato di pubblica sicurezza di Licata, dove è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso complessivo di chilogrammi 1,250, occultato all'interno della macchina. Alla luce di ciò la coppia è stata arrestata in flagranza di reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La procura di Agrigento, in attesa della convalida, ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell'uomo e gli arresti domiciliari per la donna. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale degli arrestati non sono ancora accertate in via definitiva.